Avanti e dietro le quinte, in questa puntata Riccardo Ascani con il suo ultimo disco Oceani. Le atmosfere del flamenco si uniscono al jazz e al sound mediterraneo. Il chitarrista Riccardo Ascani nella formazione del Flamenco Jazz Chill Out Quartet, con Antonio Aucello ai sassofoni, Roberto Ippoliti alla chitarra flamenca e Attilio Celona alle percussioni, voce recitante Francesco Tammacco. Ascoltiamo l'intervista con Riccardo Ascani. Oceani, Riccardo Ascani, innanzitutto la particolarità di questo progetto che coniuga in effetti flamenco, jazz e sound mediterraneo. Sound mediterraneo ed elettronica e chill out. Questo progetto racchiude in una parola che è il mare, gli oceani, racchiude quello che è stata la mia esperienza sia come musicista, come artista, compositore, sia come anche naturalista subacqueo, che è stato per tantissimi anni, finché non ho avuto un'otite abbastanza dolorosa, comunque una bellissima attività che ho svolto in tutti i mari, del mondo, anche appunto nell'Oceano Indiano, Pacifico. Come si racconta un'esperienza di vita attraverso la musica che poi è universale? Io ho scelto appunto questa tipologia di generi perché hanno una peculiarità. Il flamenco è un genere che noi lo accomuniamo sempre a un qualcosa di sensuale, ma non è solo quello, soprattutto è un genere evocativo. Soprattutto la chitarra nel flamenco evoca il vento, evoca il rumore del mare, ha delle sonorità che sono secondo me molto naturalistiche. Allo stesso tempo il jazz con la sua capacità improvvisativa apre all'estemporaneità, al momento in cui tu puoi veramente dire chi sei, no? Esprimerti con il tuo animo totalmente, e credo che l'elettronica aiuti oggi anche moltissimo a creare questo substrato di suggestioni, che è una cosa molto importante per raccontare la natura, per raccontare il mare. Oceani di Riccardo Ascani, la sua musica è l'armonia di un viaggio avventuroso. L'ascoltatore decolla verso territori limitati, luoghi reali come i luoghi dell'animo, in cui la musica di Ascani agisce attraverso la capacità di smuovere il sogno, momento originario dell'uomo. Il suo nuovo album è prodotto da Ninaps Record. Nel corso di una lunga tournée nel 2014 ha toccato i più importanti teatri d'Europa, riscuotendo ampi consensi di pubblico e critica. Oceani descrive intimamente un'altra grande passione di Ascani, che è anche subacqueo naturalista. Ci parli della traccia o del pezzo a cui tu sei più legato perché magari ti ricorda qualcosa, perché magari ha una sonorità particolare? Il brano al quale io personalmente sono più legato si chiama Cuentos de la Sirena, che significa, tradotto dallo spagnolo, i racconti della sirena. Come sappiamo, almeno noi che siamo un po' grandi, che non siamo bambini, che ce l'hanno fatto studiare a scuola, Ulisse dell'Odissea, per evitare di essere in qualche modo portato verso il naufragio da questi bellissimi volti, da questi canti bellissimi delle sirene, si fa legare, però non si fa mettere i tappi, perché vuole sentire questo canto di queste sirene, perché dicevano che era ammaliatore, che era un canto bellissimo. E in questa storia così che mi colpì da quando ero bambino, ho voluto in qualche modo tradurla in musica e creare delle note che raccontassero le sirene che cercavano di ammaliare Ulisse,
Ulisse che fa mettere i tappi a tutto il suo equipaggio, ma che non li mette lui perché vuole sentire questo canto. E questo brano è un brano che noi abbiamo utilizzato anche come front, no? È il primo brano che apre l'album, Oceani, ed è appunto un connubio esatto, secondo me, equilibrato proprio tra jazz, flamenco e chill out. Allegoricamente paragonabile a un cavallo libero di correre tra i confini del flamenco, del jazz e della chill out, spiega l'artista, il disco racconta il mare in tutte le sue forme e le sue mutazioni. Opera di contestazione ecologica, come si evince dal brano Last Whale, l'ultima balena, che condanna a suon di musica la spietata caccia alle balene e ai cetacei in generale. Oceani tiene però a chiudere in tono positivo, con un barlume di speranza, mantenendo vivo il sogno di un'umanità capace di rimediare agli innumerevoli scempi commessi ai danni della natura. Questa sera in quartetto, ci racconti un po' di questa formazione, come nasce? È importante avere un'intesa. Questa formazione nasce innanzitutto perché l'ho voluto io, nel senso che ho voluto fortemente degli elementi che sapessero suonare in un certo modo. E sono convinto che gli elementi che accompagnano me oggi sono tutti singolarmente dei grandi professionisti e degli ottimi musicisti, e li voglio anche ricordare, abbiamo un grandissimo sassofonista che è Antonio Aucello, abbiamo un grande chitarrista che è Roberto Ippoliti e un grande percussionista che è Attilio Celona, e con loro abbiamo avuto la fortuna di unirci molto in Russia, perché siamo stati a fare 2 tournée in Russia e il pubblico russo è molto differente dal nostro. È un pubblico che all'inizio non applaude, è molto freddo, ma che esterna tutto all'improvviso. Oceani di Riccardo Ascani, un viaggio avventuroso tra sonorità maleanti dal flamenco al jazz al sound mediterraneo. È proprio il connubio tra uomo e natura, tra l'animo sognante di Ulisse, l'esploratore tipo, e la forza degli elementi, quali il vento e le onde, a guidare costantemente chi ascolta, traccia dopo traccia, verso infiniti orizzonti oceanici, dove il mutamento, inteso come divenire incessante, è la natura stessa delle cose, che procedono secondo il loro ciclico percorso. E ricordo ancora che noi finimmo il nostro primo concerto dopo che tra un pezzo e l'altro c'era stato il silenzio assoluto. Finimmo il nostro primo concerto pensando, oddio, non è piaciuto, invece sono stati poi 30 minuti d'applausi. E questo ha creato una forte unione, anche perché poi quando si va a suonare a meno 50 gradi si vedono questi paesaggi così diversi da quelli mediterranei ai quali siamo stati abituati sin da bambini, si vede la Siberia, si vedono i ghiacci, i ghiacciai. A noi è stato un grande collante e voglio anche per questo ringraziare i miei impresari russi che mi permettono anche di portare questa musica, di riscaldare un po' il loro freddo glaciale con questa musica molto calda ed emozionante. Se potessi commentare con il tuo tipo di fare musica una pellicola cinematografica, che tipo di pellicola sarebbe? La leggenda del chitarrista sull'oceano. Ti ringrazio per essere stato con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Io innanzitutto regalo tutta la mia, come dire, voglia un augurio, ecco, vi auguro di essere felici, vi auguro tanta serenità e vi regalo un accordo in questo momento perché dobbiamo purtroppo entrare, quindi vi posso regalare non più di un accordo, però un accordo che secondo me racconta un po' quello che è lo spettacolo di questa sera.
E adesso weekend al cinema. Andate sul tetto! Un uomo d'affari americano, recentemente trasferitosi con la famiglia nel sud-est asiatico, si ritrova nel bel mezzo di un sanguinoso colpo di Stato. Il regista non concede mai un attimo di respiro ai suoi personaggi, sempre costretti ai limiti della claustrofobia. Si segue con sufficiente tensione adrenalinica. Altra scelta, ti prego. Guardami, moriremo qui, cazzo, lo sai, ascoltami. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.